La legge prevede alcune novità, tra cui il ripristino del magistrato alle acque, un'istituzione storica che c'era già ai tempi della Repubblica, cui torneranno tutte le competenze relative alla gestione della laguna, alla cura dell'ambiente lagunare. E poi soprattutto si prevede un impianto più federalista della legge. Cosa vuol dire questo? Vuol dire assegnare anche un ruolo a tutti gli enti locali che si affacciano nella laguna con un soggetto di supporto a quello che sono le attività del comitatone, quindi l'ente decisorio. È prevista poi un'agenzia per la gestione e la manutenzione del Mose, quindi fanno parte tutti i soggetti, al governo, la regione, il comune, il porto, l'ANAC, tutti i soggetti che in qualche modo hanno partecipato alla realizzazione e al controllo del Mose, comprendendo anche il centro di previsione per le maree e una novità, un centro sullo studio dei cambiamenti climatici. E questo è l'aspetto metropolitano, diceva, federalista, ma metropolitano e quindi coinvolgimento, diciamo, anche del contorno di Venezia. Certo, coinvolgimento, senza appesantire le procedure, ma con un soggetto che potrà supportare portando proposte, elaborazioni, esperienze del territorio. È l'esatto opposto di quello che sta facendo la Regione sulla legge sull'autonomia, che con questa legge, se dovesse passare così com'è, espropria il Comune, la città metropolitana e tutti gli enti locali dalle competenze per centralizzarle sulla Regione, passando di fatto da un centralismo statale a un centralismo regionale. Questi interventi sono previsti in che tempi e in che quantità anche, che tipo di interventi e finanziamenti? Sì, il piano prevede un progetto triennale di 2 miliardi suddivisi in 3 anni, che sono quelli che servirebbero a far avviare tutti i punti previsti dalla legge, compreso anche un art bonus, ovvero dei vantaggi fiscali anche per quei privati che vogliono partecipare alla manutenzione dei monumenti, delle opere d'arte, a partire dalla Basilica di San Marco, che con l'acqua alta del 29 ottobre scorso ha subito gravi danni. Ecco, questo potrebbero essere delle misure concrete per aiutare Venezia a rialzarsi e a sviluppare attività sociali ed economiche. Poi interventi ovviamente anche sulla residenza, agevolazioni per le giovani coppie, per tutti coloro che intendono continuare a vivere a Venezia.